Ciao ragazzi! Siamo a Mamoiada, una simpatica cittadina in provincia di Nuoro. E questo è Juanito. Pensate un po', Mamoiada è uno dei punti più alti dell'isola. Questi sono Marco Mele e Marco Sale. Stanno giocando a morra mentre aspettano Juanito. Dovete sapere che la morra è un gioco antichissimo. Risale ai tempi degli egiziani. Ci giocavano anche i greci e i romani. È sicuramente il gioco più rappresentativo della Sardegna. Il gioco si svolge tra due giocatori che mostrano un certo numero di dita e devono dichiarare allo stesso tempo un numero non superiore a 10. La morra, appunto. Vince la partita chi per primo totalizza il numero dei punti in precedenza stabilito. Ragazzi, siete in ritardo. Su, non perdete tempo. Ecco un altro mistero. Dove correranno tutti e tre? Ognuno a casa sua a preparare il velluto. Il velluto, appunto. Il vestito tipico della Barbagia. Marco Sale, da ragazzo ordinato, trova subito tutto. O forse è la mamma che come al solito gli riordina la stanza. Marco Mele invece è molto sbrigativo. Per non fare disordine chiede tutto prima. E Juanito dove va? Camicia bianca, pantaloni di velluto, Marco mette tutto sul letto. Ma le scarpe? Meno male che ci sono le mamme, altrimenti... Eccola che arriva! Lo zaino è pronto. Forza allora! A Mamoiada sono tutti un po' artisti. Pronta cosa maschera? Molto freddo, ma che un sacco. Guardate che bella maschera sta finendo di dipingere il padre di Marco. A cosa servirà? Ascolta, come te la piace? Mamma, perché tanto già la borsa pronta. E stanno piatti la lui? A te stanno appoggiarne due. Tanto che mi è venuto so che già soltanto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco, la maschera! Per fortuna che ci sono le sorelle per gli smemorati. Ecco dove andava Juanito, dall'artigiano, per provare la maschera. Poi ciao Tonini. Che bello è pronto. Ora di no, era pronto. Beh, su Astro, che prima l'ho fatto. Guarda. Come intende? Ho aumentato un po' il naso. Su naso. Vai qui. Un colpetto al naso ed è pronta. Torna a provare. Come intende? Bene. Ando spronta. Torna a casa e la fa spronta. Vabbè. Ciao. Ciao. Tutti e tre corrono alle prove. Forza, che siete in ritardo! Che se ti sta arrivando con il capo. Scusa, sì. Ma lo stai cacciando? Sì, e lo Juanito. Non dici. Ah, sai, va. Manca Juanito. Ma dove è andato? Ma io Marco. Eccolo di nuovo in sella alla sua bici. Non ti pare allora, ragazzi. Fammi dai. Muoviti, lumaca! Marco Sale con l'otto. E Marcolino con due e tutto.
I ragazzi provano come dovranno muoversi durante la sfilata. Indossano le pelli e fanno suonare con forza i campanacci dei mammuttones. Povero Antonello, la festa è per domani e i ragazzi sono ancora un po' scordinati. Chi salta prima, chi dopo. Non riescono a far suonare tutti insieme i campanacci o si dimenticano le figure. Instancabile Antonello fa provare e riprovare i ragazzi. Marco con voi, come li vieni? Forza, impegnatevi di più. Specialmente tu, Juanito, visto che sei arrivato in ritardo. Tanto ciao, a salvato. Ciao, a salvato. Ciao, mamma, come stai? Ciao Marco, gli altri, noi gusti. E se provare di munizioni? Ah, preparando siete. Preparare per bene, vestire per bene, e bella figura. La nonna di Marco sta preparando un bel maglione per l'inverno. Con il freddo che fa da queste parti è proprio l'ideale. Babbai tuo, vite mia, è andato da tutto. E quello nella foto chi è? È il nonno di Marco, il babai, come lo chiamano nel dialetto nuorese. Mamma, stiamo dei papai. Ma è un bel nome. La nonna gli racconta che il nonno era una persona pulita, educata e sapeva andare molto bene a cavallo. Era veramente un uomo in gamba. Fare il pastore è un mestiere faticoso e occupa un sacco di tempo. Pensate che quando è il periodo, le pecore vengono munte anche 2 volte al giorno. Malgrado tutto, trovava il tempo di provare a sfilare da mammuttones. Non solo nella sua città, ma per tutta la Sardegna. A Sassari, a Ozzana, a Cagliari. Marco sogna di diventare un bravo mammuttones proprio come suo nonno e certamente lo diventerà. La luna è già alta. Cosa stai facendo, Juanito? Non riesci a dormire? Sei preoccupato per la sfilata di domani e stai provando davanti allo specchio la maschera. Coraggio, andrà tutto bene. Anche la sorellina non riesce a dormire e Juanito le racconta una storia. Mi sto provando a vestire per domani perché c'è la festa di San Cosimo e devo sfilare. Proviamo a metterti la maschera a te. Prova a togliere la maschera. Spera, anche il cappello. Invece Marco dorme della grossa. Sicuramente starà facendo un bel sogno, vediamo. Ecco cosa sogna, di essere un isocadores e di catturare 2 mammuttones che infestano la zona. Che strani sono i sogni. Bravo Marco! Stringi forte la corda, altrimenti scappano! Finalmente le pecore possono pascolare tranquille.
Oggi è il gran giorno. I ragazzi sono tesi, ma non vi preoccupate, saprete cavarvela magnificamente. Nulla viene trascurato, dalle cinghie ai campanacci, dal cappello alla giacca, tutti controllati nei minimi particolari. Poveri ragazzi, ma se non si stringono bene le cinghie, i campanacci non suonano a dovere. Tanti anni fa, quando gli uomini volevano chiedere qualcosa ai propri dei o magari ringraziarli, facevano numerose danze e riti propiziatori per scacciare gli spiriti maligni, per invocare le piogge e per combattere la siccità. I Mamutones e gli Soadores sfilano anche per questo motivo, perché il suono dei sonagli scaccia gli spiriti maligni. Così gli spiriti del bene vincono e accontentano le richieste degli uomini. A Mamoiada tanti anni fa ci fu una battaglia tra i sardi e un popolo invasore. Questi ultimi arrivarono in Barbagia per conquistarla, ma i sardi si ribellarono e fecero prigionieri un gran numero, compresi i capi e ufficiali più grossi. Così li legarono, misero loro pelli e campanacci, una maschera nera. I nostri antenati invece si vestirono con gli abiti degli stranieri e poi sfilarono orgogliosi lungo le vie del paese in segno di vittoria, con i prigionieri al centro, controllandoli con il laccio, continuando a celebrare la loro vittoria per moltissimi anni, fino a perderne il ricordo con il passare dei secoli. Anche i padri contribuiscono orgogliosi alla vestizione dei figli. Vai, Juanito, sei bravissimo. Mio nonno invece mi raccontò una storia diversa dei Mamutones e degli Soadores. I Mamutones e degli Soadores rappresentano un rito antico e crudele. I Mamutones erano gli anziani che purtroppo erano destinati alla morte, invece gli Soadores erano i figli degli anziani. I Mamutones erano vestiti con grossi pelli e dei campanacci scuri, invece gli Soadores erano leggeri e con delle corde che servivano per trascinare i Mamutones alla morte. Poi entrambi per rallegrarsi bevevano delle sostanze inebrianti come il vino e l'acqua. Gli ultimi ritocchi e poi tutti sul pullman. Sono proprio ragazzi disciplinati. Credo di indovinare i vostri pensieri. Non vi preoccupate, ragazzi, siete tutti bravi. Ce la farete senz'altro. Buon viaggio!
Sta per iniziare la sfilata. Un po' a destra, un po' a sinistra e tu al centro. E opla! Avanti allora! Quale sarà Marco Sale? E Marco Mele? E Juanito? Con le maschere non si riconoscono più, sono tutti uguali. Eccoli che entrano in paese. Forza ragazzi, siete fantastici! Grazie anche ad Antonello, che li segue passo passo, correggendo quando serve i ragazzi. Tutti sono incantati dal suono dei campanacci e dalla danza degli sofadores. I più piccoli sono entusiasti. Anche i turisti affascinati scattano fotografie a più non posso. E anche gli anziani si siedono sulla porta di casa per gustarsi l'evento. Allora, lasciamoli divertire. Ciao!